Bentornati al Minuto Politico, sempre in compagnia del nostro assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, fermo chiaro. Bene, e della nostra Elsa Pagino ormai divenuta un sex symbol. Dai, non esageriamo, pare di sì. Anche se diciamo che adesso mi sento a volte così una belva feroce. Chissà chi versa la stagione di Acacia. Per piacere, assessore, per piacere. Vediamo se ci sono delle domande per il nostro ospite. Sì. Allora, il signor Alfredo dall'Himalaya ha una domanda per l'assessore. Alfredo, certo. Sì, sei dall'Himalaya, di certo Alfredo. Allora, assessore, posso sapere qual è stata la frase più romantica che le hanno mai detto? La domandiamo sul personale stasera. Vogliono anche conoscerla come uomo, non solo come politico. Esatto. A parte che ce l'ho chiara, ho pulito in mente la scena proprio. bello. Era un'estate caldissima a Fosa, no? Era là all'aperto. Era Un'estate italiana. Un'estate italiana, la luna meravigliosa, no? Le Sì. stelle nel cielo, un cielo Pensi un limpido. po'. Le lucciole. lucciole, Mi ricordo che lei mi ha guardato in telmuso e mi ha detto sarebbero 100 euro ma facciamo 70 perché mi sei simpatico. Guarda, avevo ancora i penotti. Soprattutto le lucciole. Sì, esatto. pieni, era pieni. Sì. Va bene. Ah, l'amore. L'amore, certo, l'amore. Allora, sentiamo se ci sono altre domande. No, sempre lui ci chiede. Assessore, si parla moltissimo di automobili. L'inquinamento del pianeta è ormai a livelli insostenibili e si stanno sostituendo i motori diesel con nuovi motori ibridi o elettrici per una tecnologia più sostenibile. Certo. Cosa ne pensa? A parte che non avevo capito la domanda, comunque. Com'è? È semplicissima la domanda. No, ero distratto dal fatto che mi è venuto in mente quando ho detto macchina, il mio meccanico, poveretto, che proprio la settimana scorsa è scomparso, poi bestia. Dove è andato? No, è morto. Ah, No, è scomparso. È si morto, dice- è scomparso. Esatto. Non si dice morto scomparso, si dice è scomparso per una questione di educazione. Guardi, no? ne È approfitto. educatamente morto. Non è educatamente morto, cioè possiamo sentire cosa è successo, ci dispiace tantissimo, ci Ne dispiace. approfitto che sono in Sì. televisione anche per fare le congratulazioni alla famiglia. Congratulazioni, sì. No, le condoglianze. Bravissimo. Sei una brava persona. Sei una È brava. bello avere No, si dice- una spalla, una bella Su mano cui alla piangere. spalla. Ogni modo alla famiglia mi dispiace tanto, porto i saluti Certo. e senz'altro è stato un fatto davero nessuno si aspettava. Stava egocentrico, bene da un egocentrico. momento a st'altro. C'entra egocentrico, Elsa, non mi faccia. Cioè, è un fatto che è successo e ci dispiace tantissimo. Guarda, adesso stava bene da un momento a st'altro, il mio meccanico poveretto ha tirato le cinghie. E cosa No, vuoi? hai tirato le cuoia. No, il meccanico non scarparo te guida. Sì, no, ma si dice. Ascoltiamo però il lutto. Ascoltiamo il lutto. A ogni modo bisogna Sì. sempre andare avanti, anche se queste cose si caniscono sempre sulle solite famiglie, povere bestie. C'è una sfortuna di Sì, fondo. questo è Mi dispiace davvero tantissimo. Si gira pagina, ascolta, mette contro la barzelletta, sì, meccanici. Bravo così, assessore, mentre- bravo assessore. Cioè, lei è proprio Tagli. distrutto dal dolore, certo. È una famiglia che ho saputo che capita. Prego, ma E ora la barzelletta, ascoltami, no? È che c'è Babbo Natale che va dal meccanico, no? E che dice, ho un problema con la frizione. E il meccanico che dice, è slitta? No, è a macchina che dice Babbo Natale, che capito? E dice è slitta, pensava è slitta, vedi Babbo Natale, ti viene mai in mente che guida la macchina. Certo. Ti dici è slitta, io che ho detto è slitta. No, è a macchina che ha detto Babbo Natale. Sì, perché E continuava a parlare ma non si capiva perché il meccanico insisteva. C'è la no? macchina ai cavalli, la slitta alle renne. Che non capiva di differenza, cioè finì questi un Babbo Natale che ha anche due schiaffoni, il meccanico che non capiva. Questo cosa ci insegna, che Babbo Natale non è che è bella persona che tutti si aspettavano. No, sono più colpita proprio che mai. C'è famiglie che capita. Vabbè, alla prossima puntata del Minuto Politico. Salutiamo comunque Babbo Natale. Senz'altro. Salutiamo. Lei lo conosce Babbo Natale? Personalmente. Ah, personalmente? Sì. Ah sì, davvero? Si vede chi va da stesso barbiere. Coraggio, sì.